Negli ultimi anni della mia vita, in quella casa lasciatemi in eredità da mio padre, tutta mia, ho dipinto e disegnato scene di vita vera. Mio padre, il grande Giambattista Tiepolo, era diventato celebre in tutta Europa. L'Europa del Settecento fu sua. Era diventato celebre per aver scoperchiato con la sua pittura i soffitti di ville, chiese e palazzi. Mio padre dipingeva i soffitti come se dall'alto potesse penetrare il cielo con nuvole e figure alate. E così allora i padroni delle ville, principi e signorotti, guardando quelle luminose visioni di un mondo celeste, si credevano quasi dei, come diretti eredi della volontà divina. Se a mio padre piaceva guardare in alto, a me, Gian Domenico Tiepolo, piaceva guardare in basso, proprio per ritrarre il mondo dei comuni mortali. E così, nella mia villa di Zianigo, alle spalle di Venezia e della sua laguna, dove la terra è ricca d'acqua e di resti di storia, nella mia casa, mi sono lasciato andare a tutta la mia arte, affrescandone pareti e soffitti. Il minuetto e la passeggiata a tre, con quelle figure prese di spalle in cammino verso un nuovo mondo. C'è solo un personaggio che si gira dando appena una sbirciatina, come per dare un piccolo sguardo al mondo che si chiude dietro di lui. E si chiudeva per sempre, dopo il cataclisma scatenatosi in Europa con la Rivoluzione francese. E poi ricordo il mio affresco preferito, Il Mondo Nuovo, con tutti quei personaggi coloriti, personaggi di tutti i tipi, nobili, popolani, vecchi, giovani, ricchi e poveri, tutti che si accalcano uno sull'altro per vedere l'ultima novità della tecnica, il mondo nuovo. Quell'aggeggio magico, simile a una casetta che consentiva di far vedere attraverso un buco immagini di città e paesaggi lontani. E anche qui gente vera, anche qui ritratta di spalle, come per conservarne il mistero. E un angolo, un mio Pulcinella. È la stanza dei Pulcinella nella mia casa di Zianigo. Ho cominciato ad affrescarla nel 1793. In realtà, guardando la mia vita, mi rendo conto di averla vissuta da Pulcinella, senza interrogarmi sul suo senso, ma solo per sorridere della sua assurdità. Nella commedia della vita non vi è un segreto, ma solo in ogni istante la ricerca di una via d'uscita, di una scappatoia contro le difficoltà della vita e il terrore della morte.